Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo fra l'altro che subito dopo, quando finiremo attorno alle 14, ci collegheremo in diretta con TV12 per seguire tutto il pomeriggio dedicato alla commemorazione dei 50 anni del terremoto del Friuli. Partiamo con la cronaca, partiamo con un arresto effettuato dai carabinieri. Un uomo, un 42enne triestino, è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver scoperto nella sua casa una coltivazione di marijuana. Logicamente la droga è stata sequestrata. Durante un normale controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Trieste Borgo San Sergio hanno fermato lo scorso 18 aprile, la notizia è stata resa nota solo oggi, un uomo che aveva reagito in maniera piuttosto nervosa. Insospettiti, i militari dell'Arma lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendogli addosso quasi 6 grammi di marijuana. I carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento dell'uomo, un 42enne triestino, sono stati trovati altri 400 grammi di marijuana suddivisa in dosi e sacchetti termosaldati e financo una serra indoor all'interno della quale erano presenti 9 piante di cannabis in crescita. L'uomo utilizzava una piccola struttura chiusa con luci artificiali, pareti riflettenti e sistemi di areazione per garantire cicli rapidi e costanti, le condizioni ideali per riprodurre le piante gestendo luce, temperatura, umidità e ventilazione. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il triestino era stato immediatamente posto agli arresti domiciliari, arresto convalidato dall'autorità giudiziaria la scorsa settimana. A Duino Aurisina invece i carabinieri della compagnia di Aurisina in collaborazione con la Pro Loco Mitreo hanno organizzato un incontro pubblico per sensibilizzare la popolazione in merito al problema delle truffe, con l'obiettivo di fornire ai cittadini strumenti pratici per orientarsi con maggiore consapevolezza fra i differenti canali di contatto in modo da individuare i segnali di rischio, ricordando di fare attenzione nell'aprire agli sconosciuti le porte di casa, diffidare delle apparenze e limitare la confidenza su telefono ed internet. A tutti è stato distribuito un opuscolo con le indicazioni più utili da seguire. Nuovo deferimento per la Triestina, questa volta legato all'attuale gestione. Nel mirino della Procura federale gli amministratori delegati per il mancato deposito della documentazione finanziaria entro i termini. Nuovo passaggio davanti alla giustizia sportiva per la Triestina, chiamata ancora una volta a rispondere di irregolarità di natura amministrativa. Il deferimento arriva dalla Procura federale su segnalazione della Commissione indipendente di vigilanza sui conti delle società sportive e riguarda direttamente l'attuale gestione. Nel mirino gli amministratori delegati Marco Margiotta e Oliver Mark Sentner, ai quali viene contestato il mancato deposito, entro la scadenza del 31 marzo 2026, della documentazione economico-finanziaria prevista. Tra gli atti non presentati figurano le relazioni del collegio sindacale e del revisore legale, oltre ai documenti allegati al bilancio e alla semestrale, inclusi gli indicatori di liquidità, indebitamento e costo del lavoro, nonché i report consuntivi e le analisi sugli scostamenti rispetto al budget. Un quadro che secondo la Procura configura una violazione degli obblighi informativi richiesti alle società professionistiche. Insieme ai dirigenti è stata deferita anche la Triestina, chiamata a rispondere sia per responsabilità diretta sia per responsabilità propria. A differenza di precedenti vicende, il procedimento non coinvolge le gestioni passate, ma si concentra sull'attuale assetto societario, riaccendendo i riflettori sulla solidità e sulla trasparenza dei conti del club. Parliamo adesso della situazione della Startech. Sono pronti a scioperare nel caso in cui gli stipendi arretrati non arrivassero entro venerdì i lavoratori appunto dello stabilimento che si sono riuniti oggi in assemblea. Vediamo il servizio di Laura Buccarella. Un'assemblea molto partecipata di lavoratori e lavoratrici che vengono da anni di incertezza, di ammortizzatori sociali, di preoccupazione rispetto al loro futuro, che avevano finalmente tirato un respiro di sollievo alla fine dello scorso anno e che oggi sono seriamente preoccupati della situazione. Volti tesi e preoccupati alla partecipata assemblea dei lavoratori Startech di questa mattina. I sindacati hanno riferito dell'incontro di ieri che non ha fornito le risposte sperate, in particolare sul futuro del piano
piano industriale e sui finanziatori, tanto che i dipendenti hanno annunciato possibili azioni di protesta se gli stipendi d'aprile non saranno erogati entro venerdì, come promesso dall'amministratore delegato sia ai sindacati che alle istituzioni. Abbiamo deciso e votato che qualora gli stipendi, che saranno il primo banco di prova delle promesse e degli impegni che l'azienda ha assunto, venerdì non fossero pagati, apriremo subito uno stato di agitazione e decideremo assieme le iniziative da fare. C'è grande preoccupazione, abbiamo visto facce tirate, insomma c'è forte preoccupazione di una situazione che sembrava essere risolta nel migliore dei modi, che improvvisamente ha fatto tanti passi indietro. È chiaro che c'è attesa, c'è ovviamente rabbia per quello che sta succedendo in questi giorni, ma anche la speranza che possa essere, diciamo, un brutto temporale che passa. Ecco. C'è un misto di smarrimento, una consapevolezza, ed è veramente strana questa cosa qua, perché il fatto stesso che gli stipendi non siano arrivati smarrisce le persone, soprattutto perché siamo in una situazione di un ammortizzatore e quindi c'è la gente che è penalizzata. Resta il fatto che comunque noi chiediamo rispetto per i lavoratori, rispetto per i sindacati, perché certe informazioni devono essere chiare e puntuali. Parliamo adesso dei dati relativi al porto e della situazione internazionale. Lo spunto è un convegno che si è tenuto questa mattina all'Università di Trieste. Preoccupa questa acuirsi potenziale della crisi energetica. Chiaramente noi siamo molto vincolati anche a Suez, quindi quando ci sarà effettivamente uno sblocco completo, oggi Suez lavora circa al 30%, e allora per noi sarà un grande vantaggio. Fino a quando ci sarà un lavoro ridotto, diciamo, di Suez, saremo in difficoltà. Nonostante il sistema regga, anche in virtù del legame a livello di traffici fra il porto di Trieste e i mercati forti dell'Europa centrale e orientale, non si può ignorare la situazione dello Stretto di Suez e la durata del conflitto in Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica. È l'analisi di Marco Consalvo, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, a margine di un convegno dedicato alla portualità, ospitato all'Università degli Studi di Trieste. Ad oggi, comunque, il dato sui traffici è positivo. No, è chiaro che l'effetto, soprattutto sui costi energetici, sta impattando sul costo dei noli, sul costo dei trasporti, sia soprattutto quelli terrestri. In ogni caso i numeri anche di aprile non sono affatto male, vediamo, ancora un po' presto. È chiaro che abbiamo questa incognita della durata, della profondità e dell'estensione di questo conflitto e di questa crisi internazionale, che può avere, sta già avendo, ma può avere effetti molto più ampi. Ancora una volta Consalvo rimarca l'importanza dello sblocco della stazione di Servola, perché rappresenta l'infrastruttura chiave per raddoppiare la capacità ferroviaria e logistica. Perché è fondamentale, senza Servola il porto non può avere sviluppo. Noi potremmo fare delle ottimizzazioni, ma un vero sviluppo non possiamo averlo senza la nuova stazione di Servola, che consentirebbe anche l'aggancio all'alta viabilità triestina e quindi un rapporto col territorio più efficace e migliore. Torna dall'11 al 13 maggio Pneumo Trieste 2026, in questo caso congresso nazionale dedicato alle malattie respiratorie organizzato dalla pneumologia dell'ospedale di Cattinara e dall'Università degli Studi di Trieste sotto il coordinamento scientifico del professor Marco Confalonieri. La Regione, il Comune e l'associazione Amar FVG hanno garantito il loro patrocinio. L'evento sarà ospitato al Savoia Excelsior e porterà in città oltre 600 professionisti da tutta Italia, con la partecipazione di relatori nazionali ed internazionali, pneumologi, allergologi, intensivisti, infettivologi, oncologi, radiologi, chirurghi toracici, fisioterapisti, infermieri e tecnici discuteranno le principali novità nella diagnosi e nella cura delle malattie respiratorie. Il congresso affronterà temi di forte impatto anche per i cittadini, quali asma, apnee del sonno, broncopolmonite, inquinamento domestico, malattie rare del polmone, tumori,
infezioni respiratorie, pleuriti e insufficienza respiratoria. Occupiamoci adesso di SOS Truffe, un'iniziativa che è stata presentata questa mattina in comune. Vediamo il servizio. Risate, sketch e parodie per imparare a riconoscere le truffe prima che sia troppo tardi. Al Teatro Bobbio di Trieste arriva Truffa Academy, lo spettacolo ideato dalla polizia locale assieme al duo comico Maxino e Flavio Furian per sensibilizzare i cittadini sui raggiri più diffusi, da quelli telefonici alle truffe online. L'appuntamento è per giovedì 14 maggio alle 18 a ingresso libero fino a esaurimento posti. Sul palco, insieme ai due protagonisti, saliranno anche Elisa Bombacigno, Raffaele Prestinenzi e Ornella Serafini. Attraverso situazioni ironiche e scene volutamente sopra le righe, lo spettacolo mostrerà i meccanismi con cui i truffatori riescono a manipolare le vittime, facendo leva soprattutto su paura, urgenza e fragilità emotiva. Un linguaggio leggero ma con un obiettivo preciso: aiutare le persone a riconoscere i segnali di pericolo e difendersi. È un nuovo canale di comunicazione che abbiamo deciso di aprire per intercettare ancora nuove fasce di popolazione e coinvolgerle su questo tema delle truffe. Trattare questi argomenti in modo divertente probabilmente è il modo giusto per raggiungere il risultato finale di sensibilizzazione e di contrasto alle truffe. L'iniziativa rientra nel progetto SOS Truffe, avviato dal Comune di Trieste nel 2025 per promuovere la cultura della prevenzione. Negli ultimi mesi la campagna ha coinvolto media, autobus cittadini, incontri pubblici e attività informative nelle circoscrizioni con lo slogan Riconosci, previeni, denuncia. Tutto nasce da un'importante collaborazione tra la polizia locale, che da sempre presidia questi argomenti come tutte le forze dell'ordine, e 5 performers che hanno saputo utilizzare le esperienze e le professionalità della nostra polizia locale, le loro conoscenze del territorio e concretizzarle in uno spettacolo teatrale veramente molto divertente. Con Truffa Academy la prevenzione esce dagli uffici e sale sul palcoscenico, una lezione di sicurezza travestita da commedia, dove la comicità diventa uno scudo contro gli inganni di ogni giorno. Invito tutti il 14 maggio alle ore 18, Teatro Bobbio, ingresso gratuito, ci sarà uno spettacolo divertentissimo che si chiamerà Truffa Academy. Vi proponiamo adesso alcune immagini del Romeo e Giulietta del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che alternandosi con l'opera di Gounod sarà al Verdi dal 9 maggio. Vedremo dunque nel prossimo servizio i volti dei personaggi che all'infinito rappresentano l'essenza stessa dell'amore imperituro. Il sipario si alza su 2 cadaveri impiccati, quindi una serie di retroproiezioni trasportano lo spettatore in un luogo che inequivocabilmente, soprattutto al pubblico triestino, non può non rimandare alla guerra dei Balcani. Agiranno qui i protagonisti di una delle produzioni più attese dello Stabile regionale, il Romeo e Giulietta di William Shakespeare, che sarà in scena al Verdi da sabato 9 in alternanza con l'opera di Gounod, un progetto a dir poco intrigante. Diretto da Paolo Valerio, in cabina di regia anche per la lirica, lo spettacolo, oggi vi è stata la prova in costume e filata, racconta la vicenda immortale e infinita immaginata dal bardo con un piglio che si annuncia non tanto giovanilistico ma il più contemporaneo possibile, puntando su una scenografia particolarmente coinvolgente firmata Francesca Tunno, che molto duplica, e nella scena del ballo su melodie facilmente riconducibili a territori a noi viciniori. Giovani sono gli attori, come è giusto che sia, e chissà che la scelta non sia stata in qualche modo rafforzata anche dagli incontri che il direttore dello Stabile ha avuto nei mesi scorsi con gli studenti delle superiori, che non possono non aver incontrato la sensibilità di una persona come Paolo Valerio. Ad un primo sguardo i ragazzi, tutti professionisti intendiamoci, sembrano molto liberi di muoversi e gesticolare. Sarà bello per gli spettatori conoscere dunque il Romeo di Giacomo Albaitz Cohen, la Giulietta di Francesca Truci e il Mercuzio di Pietro Sparvoli, laddove la nutrice di Fulvio Falzarano già si fa ricordare. Allora adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con altri servizi, quindi rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio e parliamo del terremoto del Friuli di 50 anni fa, lo abbiamo fatto con il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza.
Avevo 23 anni, 50 anni fa, siamo andati a mettere a posto il supermercato di Marchetti che aveva avuto dei danni incredibili. Pensate, cari concittadini, c'erano 20 centimetri di liquidi per terra, tutto rotto, scaffalature. La cella delle carni si era spostata di una decina di metri, pensate voi. Abbiamo lavorato moltissimo, purtroppo dopo quella scorsa di settembre è crollato tutto, ma insomma il terremoto. Domenica è stata una grande emozione, 5.000 persone, sono ritornato a Gemona, sai, mi si è aperto il cuore per vedere una città completamente rifatta, con le cose molto belle così, e dopo sai, 50 anni fa un grande ricordo, perché ho visto arrivare i ingegneri tedeschi, eravamo con questo supermercato di fronte al cinema dove c'erano 80 morti, non ti sto a raccontare le scene drammatiche che ho visto, però è stata un'esperienza anche quella e abbiamo aiutato un amico. Vi ricordo che subito dopo la fine di questa edizione del telegiornale ci collegheremo per seguire in diretta a reti unificate la celebrazione, la commemorazione di quanto accaduto appunto 50 anni fa. Intanto è stata inaugurata la palestra di San Giovanni, gli spazi sono moderni, c'è un doppio campo da gioco, non ci sono barriere architettoniche, calendario di maggio e giugno già al completo. 1, 2, 3, vai, viva! Con il taglio del nastro oggi si è ufficialmente inaugurata la palestra di San Giovanni, il cosiddetto cubone, alla presenza delle autorità delle società sportive. Una fame di spazi che qui finalmente troverà la possibilità di esaudire il desiderio di tante società, di tante famiglie, ma soprattutto di tanti atleti che potranno qui trovare gli spazi giusti per poter praticare sport. È una struttura destinata a tutta la città di Trieste, una grande soddisfazione, un investimento importante e anni di duro lavoro per arrivare a realizzare queste palestre di pallavolo, di pallacanestro e calcio indoor, senza barriere architettoniche e aperta al pubblico. Questa palestra da oggi è già a disposizione della città, comincerà in questa settimana i turni pomeridiani e serali per le attività di pallavolo e pallacanestro, un grande risultato perché diamo una risposta al territorio, a San Giovanni che diventa una cittadella dello sport, tra il campo di calcio e la piscina, è un rione vivace e quindi la mattina sarà destinata alle scuole e poi ovviamente alle attività sportive. È una palestra bellissima anche da un punto di vista estetico, studiata nei dettagli e la soddisfazione è tanta. Ovviamente continueremo a lavorare così intensamente anche per tutti gli impianti sportivi di Trieste. Il nuovo polo sportivo di San Giovanni entra subito a pieno regime. A 2 mesi dalla fine della stagione 2025-2026, i turni per maggio e giugno sono già quasi saturi, segno della forte richiesta di spazi in città. Le società di basket Azzurra, Basket for Trieste e Oma si sposteranno dalla Don Milani al nuovo impianto insieme alla Libertas, mentre il riassetto libererà ore ad altura per Servolana e volley. Spazio a San Giovanni anche per Triestina e Azzurra, con altura ed Eurovolley di ritorno alla Don Milani. Già definita anche l'attività mattutina, circa 60 ore settimanali per le scuole. Inizialmente la gestione resterà al comune per monitorare flussi e costi, poi è previsto un bando per la concessione. La fame di spazi rimarrà tale perché le attività sono tantissime, quindi c'è sempre bisogno di più posti dove fare sport, però oggi è una bella giornata, non parlo del meteo, ma è una bellissima giornata perché l'inaugurazione di questa struttura, fra l'altro bellissima, creerà sicuramente tante occasioni e metterà a disposizione del mondo sportivo degli spazi veramente belli, sicuramente anche efficienti. Abbiamo fatto il punto ieri per quanto riguarda i lavori di rifacimento di Scala Reni che collega Piazza Carlo Alberto con la zona di Campomarzio. Il punto sull'opera con l'assessore alle politiche comunali del territorio Michele Babuder. Ultimato questa parte dei sottoservizi, ci sarà un cemento con una tonalità grigia, drenante, soprattutto in corrispondenza di quello che è il grande bagolare che abbiamo inteso mantenere. Un restyling completo di Scala Reni che collega Piazza Carlo Alberto alla zona di Campomarzio, dalla pavimentazione rinnovata ai sottoservizi, ma non solo. I lavori sono partiti e dovrebbero durare circa 3 settimane. Operai impegnati questa mattina fra scavi e posizionamento delle tubazioni.
Da qui abbiamo iniziato un cospicuo intervento di rifacimento ovviamente di quelli che sono i piani di calpestio, ma anche di opere più intrinseche, più importanti, come ad esempio la raccolta delle acque meteoriche. Lungo tutta la scala è stata posata una tubazione proprio per la raccolta delle acque piovane che una volta non era previsto, delle nuove griglie come potete vedere alle mie spalle, e quindi anche evitando quelli che sono dei problemi poi di dilavamento verso la parte inferiore. Non solo Scalareni, quest'opera fa parte di un progetto più ampio che coinvolge diverse scalinate a Trieste. È uno di quei 10 interventi previsti in quest'anno, per cui i cantieri poi si sposteranno man mano in diverse zone della città, da Roiano a San Luigi, dove peraltro a San Luigi e Viale è in corso anche l'intervento sulla scala Pindemonte e su tutto quello che è il muraglione che era franato da diversi anni, proprio purtroppo come in altre zone, per la crescita delle alberature e anche per l'aumento di quelli che sono i carichi sulle vie soprastanti. Noi abbiamo iniziato lo scorso anno, a fine 23, poi 24 e 25, a dare una sorta di stanziamento annuo per il rifacimento delle scale, scalinate che a Trieste hanno una particolare importanza e soprattutto una loro funzionalità perché collegano rioni saliscendi. Questa ne è una fondamentale, spesso è stata l'attenzione della cronaca. La terza edizione del premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grills propone un percorso tra reportage, formazione e approfondimenti sul giornalismo di guerra. Presentata la rassegna con la mostra Dentro il fuoco. La terza edizione del premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grills, inviato triestino ucciso in Mozambico nel 1987, si sviluppa con un programma che affianca al concorso momenti espositivi e formativi. La rassegna è stata presentata a Palazzo Costanzi insieme all'apertura della mostra Dentro il fuoco, visitabile fino al 14 maggio. L'esposizione raccoglie reportage, immagini e video realizzati da inviati italiani e giovani cronisti premiati nelle scorse edizioni, offrendo uno sguardo diretto sui conflitti, dai più noti a quelli sconosciuti, crisi internazionali ed emergenze sociali. Questo premio è dedicato ai giovani giornalisti, non a chi ha i capelli bianchi come me, cioè a tutti quelli che fanno questo mestiere o vogliono fare questo mestiere. Fra i premiati ci sono anche dei giovanissimi al di sotto dei 40 anni. Però questo premio non deve essere fine a se stesso, cioè gli diamo solo il riconoscimento, ma cerchiamo di realizzare degli eventi che possano essere utili ad andare sui campi di battaglia in sicurezza. Accanto al premio spazio anche alla formazione con corsi dedicati alla sicurezza sul campo, al primo soccorso e alle tecniche di racconto nei teatri di guerra, oltre a un incontro pubblico su geopolitica e informazione. Organizziamo un corso di sopravvivenza, un corso di come si sopravvive in zone ostili e anche di primo soccorso, che è assolutamente fondamentale, per una decina di giornalisti, di cui poco più della metà sono della regione. La premiazione è in programma il 18 maggio a Milano, con una giuria composta da firme di primo piano del giornalismo italiano. Lo facciamo perché la prima regola in un reportage di guerra non scritta è quella di portare la pelle a casa, e poi se porti a casa la pelle porti a casa anche il pezzo. Sarà il prossimo il weekend della Maker Faire Trieste, la festa della creatività, della scienza e della tecnologia, che è giunta alla 13ª edizione. Then you may take me to the fair. L'appuntamento con la 13ª edizione della Maker Faire Trieste per sabato 9 e domenica 10 maggio, rispettivamente dalle 12 alle 20 e dalle 10 alle 18. Un orario ampliato rispetto al passato, con la manifestazione che conferma la particolare attenzione nei confronti di giovani e studenti. Questo è un modo nella città della scienza per antonomasia di avvicinare i più piccoli al gioco e alla matematica. Del resto l'abbiamo visto anche adesso con una semplice dimostrazione su un laboratorio per dei disegni. Anche i più adulti rimangono affascinati ed estasiati dal fatto di come la matematica e come la ricerca scientifica possa diventare qualcosa di bello, tangibile, concreto, appartenente alla vita di tutti i giorni. Presentata stamani, la Maker Faire si inserisce fra gli avvenimenti organizzati dal Centro di Fisica Teorica per ricordare Abdus Salam a 100 anni dalla nascita. Abbiamo oltre 440 maker in piazza, entusiasti appassionati che porteranno progetti come al solito
solito indescrivibili. Passiamo dalla robotica all'elettronica, all'arte, all'artigianato, alla scienza, alla dimostrazione della scienza, ma anche ai progetti dei bambini delle scuole, dalle elementari alle scuole medie e superiori, e i progetti degli studenti universitari. Non solo da Trieste, abbiamo maker da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal resto d'Italia, da Milano, da Brescia, da Napoli, ma anche dall'estero, Slovenia e Croazia, un gruppo di maker dalla Repubblica Ceca, dalla Germania e 15 credo studenti dalla Serbia. Quindi veramente, oltre ai nostri ospiti ovviamente di Maker Faire Shenzhen che vengono dalla Cina. Notevole il programma collaterale, il Fantamaker, che prevede la Fanta Quiz Night, la ludoteca galattica, il workshop Creare un gioco in 200 parole, nonché un approfondimento sulla moda nell'ambito della Giornata dell'Europa. Organizzato dall'ICTP, l'evento vede la collaborazione della Regione, del Comune, di Acega Sapienza e Amga, Immaginario Scientifico e Cappella Underground. Then you may take me to the fair. Nasce il coordinamento Impresa Cultura Gorizia, l'annuncio durante la celebrazione degli 80 anni dalla nascita di Confcommercio Gorizia. L'abbiamo declinata da livello nazionale a livello provinciale, siamo la prima provincia che apre appunto a questo mondo dell'impresa culturale. Nasce il coordinamento goriziano Impresa Cultura sulla scia di quello nazionale Impresa Cultura Italia Confcommercio, per rafforzare il ruolo economico e sociale della cultura, favorire il dialogo fra imprese e istituzioni, sostenere la competitività del settore e promuovere politiche e progetti in questo campo. È quanto annunciato nel capoluogo isontino in occasione dell'80° anniversario di Confcommercio Gorizia. Ma soprattutto l'abbiamo voluto fare perché va in continuità con quello che è stato il progetto dei Bandi Borghi che si è declinato su 3 anni, 24, 25 e 26, lo concluderemo fra poche settimane, che ha rivitalizzato sempre attraverso la cultura, ecco da qui lo stimolo alla continuità, riattivando tutta una zona della città che è la via del Rastello, così chiamata, la zona che si collega al borgo del Castello, che era una zona depressa della città, una zona dimenticata, commercialmente dimenticata. Oggi noi l'abbiamo rimessa in moto. Durante l'incontro il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha annunciato di voler valorizzare ancora di più la Digital Art Gallery di Gorizia e guarda al futuro per l'attrattività del territorio. Entro qualche mese credo entrerà fra le prime 10 attrazioni più viste a livello italiano, ma vogliamo potenziarla e stiamo ipotizzando di fare il primo festival d'arte digitale europeo proprio a Gorizia, coinvolgendo artisti da tutto il mondo, e i vincitori saranno esposti proprio alla Digital Art Gallery. Non solo, la proposta che ho lanciato proprio oggi per gli 80 anni di Confcommercio è quello di fare diventare di Gorizia il primo vero centro commerciale ma cittadino, cioè di una città non finto, ricostruito in un palazzo fuori, cioè la città può diventare attrattiva se riusciamo a fare accordi e portare le grandi marche del Made in Italy, i grandi marchi del Made in Italy a Gorizia. Cambiamento, una delle parole chiave dell'incontro di oggi, la capacità di rinnovarsi. Stiamo davvero aprendo Gorizia a un mondo nuovo, perciò la Confcommercio, ma anche tutti gli enti locali, il territorio che oggi conosciamo di Gorizia è piacevolmente condannato a cambiare, perché ormai gli indici stanno cambiando. Pensiamo a Gorizia che in 50 anni aveva perso il 25% della popolazione, oggi abbiamo invertito la tendenza, nuovi insediamenti industriali, nuovi appartamenti, nuove attività di impresa, tanto turismo, tanto appeal. Ecco perciò la realizzazione di questo progetto della Nuova Gorizia necessariamente va realizzato con tanti stakeholder e ovviamente oltre che gli enti locali assolutamente anche le categorie che fanno impresa, in primis naturalmente Confcommercio. Parliamo adesso della situazione della pallacanestro Trieste. Fra pochi minuti il sindaco di Piazza incontrerà il general manager Arcieri. In campo ci sono parecchie realtà impegnate per evitare che il titolo sportivo passi a Roma o a Milano. C'è anche un impegno da parte della regione, vediamo. Noi dall'inizio ovviamente abbiamo seguito la questione pallacanestro Trieste, non ho ancora delle certezze rispetto ai percorsi ipotizzati perché la proprietà non è regionale. Detto questo, supporteremo ovviamente qualsiasi iniziativa volta a garantire che la pallacanestro Trieste, che io ricordo Trieste è la seconda piazza più importante d'Italia a livello di numeri, quindi sarebbe un danno penso anche per la Lega stessa veder penalizzata in modo così una piazza così importante. Continuiamo a lavorare, dopodiché, lo dico con chiarezza,
io sono abituato a parlare quando ho delle certezze. Così il governatore Massimiliano Fedriga ha confermato come l'amministrazione regionale, che ha sponsorizzato con il marchio Io sono FVG la pallacanestro Trieste, si stia muovendo sotto traccia per garantire il futuro del basket di vertice nella città della Bora, parole che fanno il paio con quelle del vicepresidente della giunta regionale e assessore allo sport Mario Anzil a margine dell'inaugurazione della palestra di San Giovanni a Trieste. Anzil ha sottolineato come il tema sia molto delicato, spiegando come si stia lavorando anche a un progetto complessivo per la gestione sostenibile delle realtà professionistiche. Sul futuro della palla spicchi nostrana ha parlato anche il presidente regionale del CONI, Andrea Marcon. Lo sanno tutti che sono friulano, io posso dire che il basket a Trieste è il basket vero, non si può pensare al Friuli Venezia Giulia senza la pallacanestro Trieste. La pallacanestro Trieste ai livelli in cui è adesso, speriamo che si possa mantenere anche in futuro. Certo che sono brutti colpi e brutti momenti, il Friuli Venezia Giulia tutto nella sua interezza ha bisogno assolutamente del calcio e del basket alto livello a Trieste e dobbiamo augurarci tutti di ritornare, che tornino molto velocemente quei tempi, perché veramente non è pensabile di poter rinunciare a una realtà da 7.000 tifosi ogni domenica per vedere una partita di basket. Credo che assolutamente questo dobbiamo lavorare tutti assieme per evitarlo. Allora, chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Come vi ho anticipato durante la stessa edizione, alle 14 ci collegheremo in diretta anche con TV12 per seguire le commemorazioni per i 50 anni del terremoto del Friuli. Ci saranno anche il Presidente della Repubblica Mattarella e il Primo Ministro Giorgia Meloni. Vi do quindi appuntamento al nostro telegiornale delle 19:30, l'edizione serale. Rimanete in nostra compagnia, buon pomeriggio e a più tardi.